Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova lezione che riguarda l'eliminazione dei difensori durante la fase di attacco. La prima partita che vogliamo mostrare oggi è stata giocata da Lasker contro Pierce. Va bene, Lasker lo conoscete immagino tutti, è stato campione del mondo. E Pierce invece è l'inventore di un'apertura famosa che porta il suo nome, Apertura Pierce, appunto. Qui però dopo E4, in questa partita, Pierce non gioca di 6 che porterebbe alla sua apertura. Vi ricordo l'apertura Pierce consiste in questo ordine di mosse, D4, cavallo F6, cavallo C3, G6. Un'apertura tutt'oggi utilizzata, apertura molto solida, molto interessante. Ecco, invece in questa partita Pierce adotta una difesa siciliana, cavallo F3, cavallo C6, D4, C per D, cavallo per D4, cavallo F6, cavallo C3. E vabbè, siamo in un'apertura siciliana, D6, e qui ancora non si è ancora completamente definita la posizione di apertura. Dopo D6 potremmo rientrare o in un Ritterhauser o in una Scheveningen, a seconda di dove viene collocato il pedone nero, il pedone 7. Dopo alfiere E2, E6, e siamo in definitiva in una Scheveningen, arrocco, A6, alfiere 3, donna C7, tutte mosse abbastanza normali. Forse il nero non è stato proprio preciso con questo ordine di mosse. F4, dopo F4 il bianco è già pronto ad attaccare, in definitiva. E quindi qui in questo momento Pierce doveva essere più prudente e giocare probabilmente alfiere 7 o cavallo per D4. Invece qui Pierce pretende troppo dalla posizione e si attarda con il G al centro. E come sappiamo spesso questa è un'operazione pericolosa, insomma, che va valutata con tutte le cautele del caso. E qui però Pierce non è sufficientemente prudente, gioca cavallo A5 che certo è una mossa che ha l'idea di andare in C4, quindi sarebbe molto bello se per il nero sarebbe molto bello riuscire a giocare cavallo C4, alfiere 7 a rocco corto. Sarebbe addirittura un po' meglio, però il nero pretende un po' troppo. Il bianco prosegue infatti con F5 e dopo cavallo C4 cambia questo cavallo, naturalmente non c'è altro da fare per cambiare questo cavallo, e però è pronto subito ad attaccare F per E6 e si apre una linea di attacco qui della torre. La torre qui è fortissima su questa colonna. E ora in effetti, come vedremo, il destino del nero è già segnato. Perché in partita la partita è andata così, F per E6. E dopo F per E6 si realizza immediatamente quello che è il tema di queste lezioni sull'eliminazione dei difensori, perché qui di difensori ce n'è solo uno in effetti, di difensore del re, ed è questo. Certo, debolmente anche questo è un difensore. Dico debolmente perché sulle case bianche non può intervenire, quindi è un pezzo un po' più passivo nella difesa e tra l'altro ostacola anche questa torre. Tutti gli altri pezzi sono lontani. Quindi qui il sacrificio viene davvero spontaneo, cioè la mossa di sacrificio è una mossa che dovete per forza calcolare. Se non la prendete in considerazione vuol dire che non avete visto abbastanza partite, studiato abbastanza partite di attacco. Questo è un sacrificio che si può fare
praticamente a occhi chiusi. Torre per F6, G per F6, donna H5. Ecco, questo è il meccanismo. Si elimina il difensore e si entra con scacco in H5. Ora, perché questo scacco è davvero uno scacco fatale? Perché non c'è difesa, non si può giocare Re 7 con l'idea di impedire alla regina nera di entrare in F7 per cercare di organizzare una difesa. Perché semplicemente perché il bianco scardina la posizione con altri sacrifici. E infatti qui che cosa dovrebbe giocare il bianco? Vi lascio un attimo pensare a cosa deve giocare qua il bianco. Tenete presente che qui il bianco, se coordina bene i suoi pezzi, dato che già la donna è in gioco, se riesce a far entrare un altro pezzo in gioco, può dare scacco matto. E qua il sogno quale sarebbe? Quello di entrare in gioco con un cavallo qui in D5. E allora come fare a entrare in gioco con un cavallo in D5? In questo momento non sarebbe possibile perché il nero catturerebbe. E allora però semplicemente prima cavallo F5 scacco. E qui se si cattura cavallo D5 è letale, bisogna soltanto dare la donna, perché infatti se si va via, allora semplicemente alfiere B6, re D7, donna F7. E qui c'è matto in poche mosse, perché re C6, donna C7, re B5, A4. E qui insomma c'è poco da dire. Quindi, ricapitolando, dopo donna H5 scacco abbiamo detto re 7 non è possibile perché il bianco continua a giocare sacrificando senza timore perché il suo attacco è devastante. Ok, e quindi questo vuol dire che il nero è costretto ad andare in D8, però dopo re D8 la donna si intrufola in F7 e da qui minaccia donna per F6 doppio, tra le altre cose. E allora qui, per esempio, in caso di alfiere 7 per difendersi dal doppio in F6, cosa accadrebbe? E beh, ancora una volta lo stesso meccanismo di prima, cioè cavallo F5. Perché cavallo F5 stavolta è possibile anche perché il pedone è inchiodato, qui c'è la regina, in C4 in difesa, se il nero cattura in F5 il bianco può giocare donna per C4. E poi tra l'altro giocare il cavallo in F5 minaccia anche alfiere B6. Quindi questa mossa è davvero letale. Su per F5 si gioca alfiere B6 scacco, re D7 e si cattura la donna. E su torre 8 per difendere l'alfiere in E7, alfiere B6 scacco, re D7 e torre D1 e qui la partita è segnata perché adesso si sta minacciando torre per D6, l'alfiere che difende D6 è inchiodato e quindi qua il nero non può più farci niente. Se scappa con il re naturalmente c'è donna per E8 scacco come il minimo. Quindi dopo torre D1 è finita. E questo vuol dire che alfiere 7 non è una difesa che funziona. In partita il nero ha giocato re D7, ma dopo donna per F6, re C7, si porta il re nero porta a casa la pelle, però perde troppo materiale. Dopo donna per H8 adesso il bianco in definitiva ha un pezzo in più. Ha provato a giocare alfiere H6 con l'idea su donna per A8 di prendersi due pezzi, cioè l'alfiere e il cavallo. E allora uno dei due pezzi si sacrifica, così almeno si perde questo cavallo per un pedone. Donna per E6, donna per A8, alfiere per A3, re H1. E qui Pirza ha abbandonato perché è in netto svantaggio materiale. Il bianco ha recuperato tutto il materiale, cioè ha una qualità e due pedoni in più. E quindi qui è facile.
la vittoria è facile, tanto più che qua cavallo D5 è una minaccia fortissima. Cioè il re nero non è ancora completamente al sicuro. Va bene, la prossima partita invece che voglio farvi vedere è stata giocata da Botvinnik contro Keres in un campionato del mondo e si tratta di una ninzo indiana. Dopo D4 cavallo F6 C4 6 cavallo C3 alfiere B4, questa è l'apertura ninzo indiana. E3 Arrocco A3 variante Semish. In questa variante, nella variante Semish, il bianco ti fa dare subito l'alfiere a costo però della doppiatura di questi pedoni. Torre 8 cavallo E2 E5 cavallo G3 D6 alfiere 2 e qui C5 sarebbe stata migliore con l'idea di andare in C6 con il cavallo. E qui il nero avrebbe un'ottima posizione. Forse personalmente qui preferirei leggermente il nero. Comunque rimane una partita molto complessa. Invece cavallo D7, in D7 il cavallo è un po' più remissivo. Arrocco C5, F3. C per D facilita un po' il bianco perché adesso il bianco aggiusta la sua struttura pedonale. Cavallo B6 con l'idea di attaccare questo pedone. Alfiere B2, presa. E qui naturalmente non si deve prendere con il pedone perché se si gioca E per D si mura il proprio alfiere. E quindi l'idea sarebbe di catturare con la donna, ma Botvinnik gioca prima E4 per impedire la spinta in D5. Quindi l'obiettivo di Botvinnik è catturare in D4 con la regina, però c'ha tutto il tempo e quindi qua gioca prima E4 per impedire definitivamente la spinta in D5 ed è pronto a giocare donna per D4. Dopo alfiere 6 che minaccia pedone in C4, allora a questo punto torre C1 e su torre 7 donna per D4. Donna C7 con l'idea magari di cambiare le donne in questa casella, però il bianco non gli dà il tempo e gioca C5. D per C, torre per C5. La donna cerca di rimanere in zona in difesa, quindi a difesa dell'arrocco, ma Botvinnik non consente a questa donna di rimanere in posizione difensiva e infatti la scaccia immediatamente con alfiere C1. Qui Keres torna indietro, forse avrebbe potuto provare torre D7, invece torna indietro e il bianco gioca torre G5 che minaccia, già sta minacciando donna per F6. Il nero si difende con cavallo D7, ma qui il bianco trova una bella combinazione. L'idea è sempre l'eliminazione dei difensori dell'arrocco. Allora vi lascio qualche secondo per immaginare quale può essere questa combinazione. Purtroppo non possiamo eliminare questo cavallo, se avessimo un alfiere pronto a catturare il cavallo in D7 vinceremmo facilmente, ma non è possibile. Quindi dobbiamo essere ancora più coraggiosi e analizzare mosse ancora più intraprendenti. La mossa vincente è torre per G7. Torre per G7, sì, in questo momento si sacrifica una torre che naturalmente deve essere catturata, perché se il re va via è soltanto ha soltanto perso un pedone nell'arrocco e l'attacco prosegue. Deve essere catturato
Però il bianco non deve temere perché adesso recupera tutto il materiale. Infatti dopo cavallo H5 sul re G8 recupererebbe il materiale, recupererebbe un cavallo, ma non solo, attaccherebbe contemporaneamente la torre in E7 e minaccerebbe alfiere H6, che minaccia matto in G7 imparabile. E quindi qua non c'è difesa contro queste due minacce. Quindi questo vuol dire che dopo torre per G7, cavallo H5, non ci sono molte possibilità. L'unico tentativo è di venire avanti, cioè di giocare il re in G6. Ma neanche questa funziona. E perché? Qual è il motivo? E stavolta il motivo è che la presenza di questo alfiere consente di coordinare la donna e l'alfiere per dare matto nella casa H6. Cioè qui il bianco gioca donna E3 e minaccia donna H6, matto. E qui che resta semplicemente abbandonato perché non c'è nessuna difesa, il matto in H6 è semplicemente inevitabile. Cioè, o in F6 o in H6, scusate, non F6, H6, o in H6 o in G5, il matto è inevitabile. E quindi diciamo, per esempio, insomma, per fare un esempio su cavallo per H5, donna G5, e su re per H5 lo stesso. Quindi qui il sacrificio non è difficilissimo, basta che intravedete la sua possibilità, solo questo, perché poi come vedete le varianti non sono molto lunghe. Torre per G7, re per G7, cavallo H5. E qua già siete a posto, perché il materiale lo riprendete se il re va via, cioè se il re torna indietro, voi riprendete il materiale, non solo riprendete il materiale, ma sulle case nere state minacciando un matto che è sostanzialmente imparabile. Qua si deve solo sacrificare la regina per evitare questo matto. E se invece viene avanti il re, allora donna E3 che mi minaccia matto in G5 o in H6. E non c'è difesa. Va bene, come al solito al termine della lezione un paio di esercizi. Il primo esercizio è sul matto di Legal, un matto famoso che bisogna conoscere. Ecco, consiste in questo, in questa sequenza di mosse. Cavallo C3, qui G6. Ecco, G6 è una mossa sbagliata perché consente questo stupendo sacrificio. Qua c'è una bella coordinazione fra cavalli e alfieri che consente di dare matto. È una partita molto breve che è bene forse ricordare a memoria. Si realizza quello che è il famoso matto di Legal. Qui in caso di alfiere per D1, alfiere per F7, re E7, cavallo D5, scacco matto. Questa è una combinazione che vale la pena di ricordare a memoria e illustra la coordinazione tra cavalli e alfieri. E l'altro esercizio invece, sempre coordinazione tra cavallo e alfiere, e qui il bianco da matto in due mosse. Allora la prima mossa è cavallo per F7, re G8, cavallo H6, matto. Probabilmente qualcuno di voi avrà visto anche quest'altra possibilità, cavallo G6, re G8, cavallo E7 matto.
Entrambe portano lo scalcomato. Questa qui forse è la più interessante, cioè nel senso della configurazione finale, che forse è più interessante. Cioè il cavallo è coordinato ancora meglio perché controlla la casa di fuga F7. Va bene, ok, direi che possiamo terminare qui e vi auguro una buona giornata alla prossima lezione.